Eccolo il furgone che alle 8 del mattino ha raggiunto l'azienda ospedaliera di Padova. Scortato dai carabinieri si è fermato nel piazzale ad attendere le dosi destinate al Veneto il direttore generale della sanità regionale Luciano Flor. Mi raccomando, questa bella giornata da quando è iniziata questa pandemia. Le parole emozionate del direttore, questo è il giorno più importante dall'inizio della pandemia. Poi la scatola trasportata all'interno del nosocomio, 220 le dosi per gli ospedali padovani. La prima vaccinata, visibilmente emozionata, è stata Alice Soldà, infermiera del pronto soccorso all'ospedale di Schiavonia, dove, lo ricordiamo, a febbraio si è registrata la prima vittima Covid, Adriano Trevisan di Vo. I vaccini poi sono stati inviati a tutte le province. A Venezia sono arrivate poco più di 150 dosi divise tra l'ULSS 3 Serenissima e l'ULSS 4 Veneto Orientale. Emozione e speranza, ci dice Carlo Bramezza. Un sospiro di sollievo perché veramente quello che stiamo vivendo, abbiamo vissuto in questi mesi e che ci aspetterà anche nei prossimi mesi per il nostro personale sanitario, è un periodo veramente difficile, di grande stanchezza, anche se di grande fiducia, e quindi iniziamo a vedere veramente questa luce in fondo al tunnel, per cui siamo tutti un po' rilassati. Il fatto di vedere per la prima volta questi vaccini mi ha un po' emozionato e mi ha fatto tirare un sospiro di sollievo. Da Venezia a Verona, circa 200 vaccini nella città scaligera. Presso gli ambulatori del Polo Confortini è stata somministrata alla professoressa Evelina Tacconelli, direttore dell'unità operativa complessa malattie infettive tropicali, la prima dose del vaccino anti-Covid dell'azienda ospedaliera universitaria integrata di Verona. Oggi è decisamente un giorno speciale per la nostra quotidianità per la lotta contro il Covid. Credo, dice, che l'arrivo del vaccino sia un momento di gioia sia per gli operatori sanitari che intravedono la possibilità di iniziare a lavorare con più serenità, sia per la popolazione che ha così una possibilità.